Stiamo preparando la simbovrita con saltizzu, la denominazione del piatto, quindi si fa rosolare prima la cipolla, i pezzi di salsicce con lardo, dopo che è rosolata si mette la semola, quindi si aggiunge del brodo durante la cottura, che a cottura ultimata diventa una spianata tipo quella della polenta. È una sagra che facciamo da 16 anni, quindi ogni anno la seconda settimana di settembre. È stato un piatto alla riscoperta di un piatto antico che è stato tramandato a noi diciamo, dai vecchi, e quindi l'abbiamo proposto per scherzo e ancora tutti gli anni si fa questa sagra. Adesso stiamo completando sta simbovrita, giusto, Sì, Presidente? stiamo completando la cottura ultimata, si aggiunge un po' di fette per arricchire un po' il piatto, diciamo. Che già era leggero, vero, con la salsiccia. Esatto. Era un piatto povero ai tempi perché non avevano tutti gli ingredienti che in molte famiglie, e per quello è chiamato un piatto povero. Noi l'abbiamo arricchito abbastanza. E quindi quando si viene nella seconda domenica, secondo weekend di settembre, in occasione della sagra, questa bontà è assicurata. Sì, assicurata, e di solito noi non facciamo mai neanche pagare, le diamo gratis a offerta.